Allora, oggi all'Hot Corner qui a Roma abbiamo due ospiti molto graditi, si può dire molto graditi? Vai. Anita Rivaroli e Giorgio Giampà. Anita Rivaroli è la regista di We Are the Thousand, documentario presentato qui alla festa, e Giorgio Giampà è il compositore nonché coproduttore. Anita, partiamo da te allora. Raccontaci la genesi di questo viaggio, perché poi nasce da... Raccontalo tu. Esatto, We Are the Thousand nasce da un'idea folle che è stata quella di riunire 1000 musicisti in un prato, l'ippodromo di Cesena, per farli suonare contemporaneamente un brano molto famoso di una band altrettanto famosa che sono i Foo Fighters, e il brano era Learn to Fly. L'idea è venuta a un mio amico, Fabio Zaffagnini, che ha coinvolto un gruppo di amici e professionisti per realizzare questa che ai tempi ci sembrava un'idea folle, tra il goliardico e lo shock un po'. Noi eravamo molto entusiasti da un lato di fare questa cosa, nello stesso tempo ci sembrava molto complessa da realizzare. In realtà siamo riusciti a farlo, abbiamo radunato 1000 musicisti da tutta Italia e ai tempi quella che era la mia responsabilità era di realizzare il videoclip di questa performance, metterlo su YouTube e con questo enorme tributo chiedere ai Foo Fighters di venire a suonare a Cesena. È Pensa andata tra così. l'altro, Anita, averlo fatto adesso era impossibile. 1000 musicisti col corona, cioè era... Esatto, in quello siamo stati fortunati perché abbiamo beccato il momento giusto. E niente, quindi siamo riusciti a fare questa cosa, c'è stata quella giornata mitica in questo prato, abbiamo effettuato le riprese, abbiamo montato un video e l'abbiamo messo su YouTube. In pochissimi giorni la band ha risposto al nostro appello, il video ha fatto il giro del mondo, è diventato virale e dal di lì è iniziata una storia. E quindi devo dire che io fino a quel giorno non avevo consapevolezza che questa storia sarebbe potuta diventare un documentario. Esatto, possiamo dire che da lì è iniziata un'altra storia praticamente. E qui Esatto. a che punto entra la figura di Giorgio Giampà, la figura inquietante di Giorgio Giampà? Allora, Giorgio lo conosco a Cannes, siamo ad un festival, lo conoscevo di nome, apprezzavo i suoi lavori e semplicemente l'ho avvicinato, l'ho abbordato e gli ho detto mi piacerebbe che tu facessi le musiche del mio documentario. Gli ho parlato del progetto, lui è un musicista, ovviamente un appassionato di rock e quindi molto gasato mi ha detto ok, appena torniamo in Italia ne riparliamo. E quindi dal di lì è nata, diciamo, una sinergia. Grazie a Giorgio. Ti stai emozionando parlando di Giorgio Giampà, una Esatto. figura mitologica. Vuoi andare avanti tu? Sì, Sarebbe no, lei è bello che a troppo un certo punto iniziasse a dire Così io qualcosa. mi schierisco la gola. No, lei è troppo gentile in realtà. Quando lei mi ha parlato di Rocky in 1000, io mi sono emozionato perché mi sono ricordato di questo video che avevo visto, che era una cosa incredibile. E tuttora, se ci penso, mi emoziono. Tant'è che quando poi ho visto il documentario la prima volta, perché lei l'aveva già finito, l'avevi già praticamente, avevi fatto una stesura che era praticamente vicina alla fine. Avevo fatto una stesura, sì, ero sì. Mm-mm. Io mi sono messo a piangere perché è veramente bellissimo e mi sono domandato, ma piango io perché sono un musicista e allora mi dà questo effetto perché la musica comunque per i musicisti in qualche maniera è sempre stata scialuppa di salvataggio nei momenti brutti pure della vita e insomma c'era questo discorso di concludere la produzione e insomma portiamo questo documentario a Indica e loro mi dicono, oddio, ma abbiamo pianto pure noi. E loro non sono musicisti, forse qualcosa hanno strimpellato, ma insomma, diciamo che poi hanno abbandonato per il bene di tutti. E il discorso probabilmente, anzi sicuramente, è che questo parla di una storia universale, cioè la storia della passione delle persone, la storia dell'unirsi e fare cose. E a fare cose anche, che ne so, mi viene in mente Herzog che diceva la conquista dell'inutile, no? Cioè fare cose che sembrano inutili ma che in realtà sono fondamentali per la vita e quindi non lo so, insomma, quindi lei è molto gentile ma in realtà è stata un'emozione, tuttora quando lo vedo io mi emoziono, insomma, penso anche il pubblico. Esatto, Anita, tra l'altro ricordiamo che andrà in sala come evento il film. Quando? Esatto, siamo alla Festival del Cinema di Roma il 22 e poi saremo in sala da domenica 25 per 4 giorni, 25, 26, 27 e 28. Siamo in tutta Italia, la lista delle sale è in continuo aggiornamento perché dati
dato il momento storico complessissimo, stiamo di giorno in giorno, diciamo, calibrando e capendo le sale disponibili. Ecco, volevo farti un'ultima domanda per Anita. Quanto è stato difficile mantenere quell'emozione di quel percorso in un documentario? Perché un conto è farlo, no? Tu hai seguito tutto, però poi riuscire a mettere un documentario senza raccontare una cosa fredda poi può essere complicato. Sì, diciamo, quella è stata la prova a livello creativo più complessa, perché sono partita con del materiale che avevo girato per un altro scopo, quindi per fare un live e documentarlo. Dopodiché sono dovuta passare appunto invece a una storia documentaria, però io credo che, essendo una sceneggiatrice, scrivendo moltissima fiction, ho abbastanza dentro di me, sono interiorizzate proprio tutte le strutture drammaturgiche, quindi mi sono comportata con quel materiale che avevo e nella strada che ho iniziato a fare ho aggiustato il tiro e con le riprese che ho fatto dopo, perché nel documentario approfondiamo le storie personali di molti musicisti eccetera, sono riuscita proprio a gestirmi questo materiale in modo da lavorare su quelle che sono le curve drammaturgiche e quindi aiutare lo spettatore a vivere quelle emozioni come le abbiamo vissute noi. Quindi forse questa è stata quella, diciamo, la cosa che ha aiutato il film a portarsi dietro quel calore lì e gestito in quel modo lì. Certo. Allora, We Are The Thousand, lo ricordiamo, andremo a vederlo in sala. Vi faccio un ultimo giochetto, perché qui a Hot Corner ci piace fare i giochetti. Il documentario musicale, ovviamente non We Are The Thousand, che amate di più. Oddio, Io? adesso mi prendo la sprovvista. Allora me ne viene in mente uno, ma è forse un po'... è abbastanza legato a quel progetto che abbiamo, che è Woodstock, 3 giorni di pace e amore, che è un film documentario pazzesco della Madonna, che io ho amato molto e al quale guardiamo con nostalgia, perché è stato... So io. non c'eravamo. Soprattutto in questi giorni, guardiamo con nostalgia. Mamma perché mia, che quell'assembramento voglia lì, di buttarsi esatto, in quell'assembramento mezzo lì alla forse gente. nel 2070 ormai, Giorgio? Guarda, non mi viene in mente, ma ne approfitto per dirti un'altra cosa, faccio un po' il ruolo del produttore. Allora, questo documentario è stato selezionato al South by Southwest, che è uno dei festival più importanti del mondo, e purtroppo, come dire, la situazione, l'apocalisse ce l'ha chiuso praticamente davanti, ci hanno chiuso le porte davanti perché è stato annullato tipo 2 giorni prima di partire, avevamo tutti i biglietti con l'aereo che arrivava da una parte e dall'altra. Poi è stato selezionato e quindi comunque c'è andato a Hot Docs, che è uno dei festival più importanti del mondo per i documentari. Dopo il Festival di Roma va a IDFA, che è il Festival dei documentari di Amsterdam, che è un altro festival insomma famosissimo, importantissimo, insomma. Quindi direi che da produttore faccio i Il complimenti a pedigree Anita. c'è, diciamo che il Sì. pedigree c'è. Mi pare un'opera prima fantastica, aspettiamo la prossima. Assolutamente. Anita Rivaroli, Giorgio Giampà, grazie mille per essere stati all'Hot Corner.